battaglia dei fiori di Ventimiglia 2013. Ho pensato proprio a portare anche la telecamera, non l'avevo a casa. No, ce l'ho a casa sopra, come l'avevo ritrovato a casa prima. Funziona che non tocchi questa davanti. Non ho proprio pensato a portare, rovinati. Questi sono i costumi tradizionali di Ventimiglia. Questo carro deve toccare il cuore dei ventimigliesi per il personaggio che rappresenta. È un giovane geometra che oggi non c'è più, ma che nel 1953 compì veramente un capolavoro, perché con la compagnia Uffiferetti cambiò radicalmente la composizione, l'architettura del carro. Il carro da fianco prese il suo movimento, guardate questa scala sta riproducendo in chiave moderna quello che fu la grande intuizione del geometra Bottini, e cui va il riconoscimento non solo delle compagnie carriste ma di tutti i ventimigliesi. Forza, un applauso. Presidente Gogliaferri, vicepresidente Piero Valenti, scultore Diego Lorenzi. Diego Lorenzi era lo scultore anche del carro che abbiamo appena visto. Un omaggio al cinema, è un omaggio a Spider-Man, ma guardate che carro spettacolare, che impatto scenico importantissimo. Un omaggio al cinema, che fu uno dei temi della battaglia e tuttora cinematografico. Sono scatti delle passate edizioni, quindi dei pezzi delle passate edizioni. Carro elegantissimo, bellissimo. Il carro naturalmente si ricorda Questo è il primo carro. Bravissimi. Spider-Man, vedete, poggia su due grandi bobine e quindi Spider-Man sta trascinando perché è la sua creatura. C'era una volta. Le deuxième charte est intitulée Le cinéma et a été réalisé par les Réventabantes. Le char repose sur deux grands rouleaux où se déroulent les bobines. Au-dessus se trouve un Spider-Man inventaire dont l'une des positions les plus classiques. Il est prêt à sauter dans le vide, accroché à la toile qui mobile toute la partie postérieure du char. En face, il tient dans sa main le masque de son ennemi Cobri, tandis que derrière lui, la grande toile abrite l'énorme ennemi, le même qui apparaît sur la poitrine de son costume. Vi avevo detto anche prima che avreste visto dei capolavori, non mi sono sbagliata, vero? Questo qui è il simbolo Sono due carri spettacolari della battaglia. e non per tutti gli altri che usciranno tra poco. Ecco il gruppo delle ballerine del gruppo Zapping Dance. Questo qui rappresenta il geometra Bottini. Sensualità, un magnifico costume che richiama l'estate, l'allegria. Comunque dicevo, questo qui è il simbolo dei manifesti della battaglia. Voterebbe le bellissime ballerine del gruppo. Non penso che sia l'unico. Questo è Spider-Man con le Spider Girls. Ricordo che lo sponsor del carro di Roberto Mossi è Steve Magic in Back Cross, e ora si avvicina il carro della compagnia Chieri di Rodota, sponsor sempre Carlo Vallerta, presidente Tommaso Spanò, vicepresidente Massimo Lorenzi,
stile Miss Girasole, molto brasilere. Ce la fai quella per il cavalletto? Con una mano, guarda! Gelato battaglia di fiori. Volto corrugato in morte. Guardano il suo guardate che carro bellissimo che vuole rappresentare il passaggio dalla tradizione all'oggi, dalle competenze del carrista esperto che qua si sta librando sopra un sostegno estremamente precario e sta infiorando il ciclo, mentre il ragazzino, il giovane che rappresenta l'oggi ma rappresenta il futuro della battaglia, gli tende un fiore. E guardate come il ragazzo è connutato proprio con i ragazzi di oggi, di jeans, scarpe sportive, iPod, perché sta ascoltando la sua musica preferita, lo skateboard, che è il primo piano davanti al carro. E naturalmente che cosa colpisce oltre quanta naturalmente fa da sfondo al carro? Il cavallino, che è il logo della battaglia di fiori, come questo cavallino che ha il posto del muso un insieme di garofani. Il carro ha una struttura particolare e infatti praticamente si può passare tranquillamente sotto, quindi pensate a quanta maestria e quanta abilità occorre per realizzare delle strutture che poi non cedono e che diano al carro questa armonia ma anche questa ariosità. L'atteggiamento dell'anziano carrista che guarda con comprensione, sembra voler trasmettere tutto il suo sapere e tutta la sua abilità. Bravissima la compagnia, eccezionali naturalmente gli scultori e i realizzatori, ma sono tante le persone e le competenze necessarie per portare a compimento un'opera di questo genere. Ma guardate questo carrista com'è l'equilibrio precario, non poggia su una struttura importante che lo sostiene. Questo c'è un bel movimento. Le char bataille impazzò sans âge, una fiducia purezza. Le scelte che della battaglia di fiori. Era il 2012. Guardate il nonno, questo gruppo che si è trasformato in compagnia i Giovani di Santa Marta, guardate qui del mondo intero, eccolo qui che sfila davanti a noi con il simbolo di questa fiaba, il cocchio, la carrozza di Cenerentola, la zucca che grazie all'abilità di Machata si trasforma in cocchio e porterà Cenerentola al Palazzo del Principe. Presidente della compagnia Cristian Terribili, vicepresidente Luigi Zappia, scultrice Rita Mazza, realizzatori udite udite, genitori e bambini dai 3 ai 12 anni. Grazie a questo gruppo di genitori che si è impegnato, come vi dicevo prima, non solo materialmente ma anche economicamente. Comunque riprendo lei io, La metto su YouTube, Sì. Ciao, aspetta. Naturalmente il gruppo delle mamme che hanno formato un gruppo mica da ridere, vero? Sono un gruppo di animazione degno di questo nome. E questo è lo spirito della battaglia, questo esempio. Le vostre prime fans sono qua vicino a noi, le vostre educatrici. Les Giovani di Santa Marta, le titre du char Cendrillon, c'est un char en... Santa Marta.
esercito di Borbone in occasione di una visita diplomatica nella città. Questa danza veniva anche utilizzata quando si supponeva che qualcuno fosse stato punto dalla tarantola. E allora per esercitare questa Claudio! 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 Spazio Diego Lorenzi. Viva battaglia! Erano le parole che echeggiavano il passaggio dei carri infiorati sin dalle prime edizioni e che nel 1949 si sono concretizzate in una bella canzone di Eugenio Viale e Pierino Sismondini. Carro, bellissimo! Il soggetto trae ispirazione da una locandina della battaglia del 1957. Su quella locandina era ritratta la donna più bella del mondo, nel caratteristico abbigliamento ventenniliuso. Ma guardate che splendore! Poi stasera possiamo assaporarlo, ma i colori di questi carri esploderanno domani. Al personaggio principale che rappresenta il passato e la tradizione si affiancano due ragazzini che sono l'età contemporanea e la speranza del futuro. E sullo sfondo, signori, ammirate questa cartolina che è la cartolina illustrata di Ventimiglia e riproduce un antico quadro di un artista prima del Novecento. Pubblico un applauso perché questa cartolina, che è di dimensioni enormi, è stata realizzata in più parti. Pensate un po', poi è stato fatto un lavoro di cesello per fare in modo che tutte le parti conversassero. Ci sono delle sfumature incredibili nelle dita, soprattutto ma questo è un altro degli aspetti tradizionali della Belgio. Il carro bomba l'ispirazione del Ventimiglia e manifestazione. Se si è contato un parco postale, siete grazie Delia per la tua professionalità. Perché sulla battaglia anche stasera. Un po' sì. Della vicina Francia. E arrivano noi Centalossi, compagnia mito della battaglia di Fiori, presidente Giuseppe Longordo, funzioni Antonello e Giuseppe Longordo, Federico Runzo, sponsor del carro il ristorante Marco Polo. Il carro che rappresenta Aladdin, famoso personaggio del 2009, ma anche protagonista di un film di successo della Disney. Anche qui l'ispirazione del carro deriva da una serie di personaggi ed oggettistiche orientali già presentati su altri carri del passato della battaglia. Ecco che Aladdin, con tutta la sua imponenza del tappeto volante, guardate, questo tappeto che nasce dalla lampada per fare un uso anche questo momento, che all'improvviso tappeto che consentirà ad Aladdin di volare su si sta dirigendo ad Agrada, ma non è il povero mendicante, quello che Carro bombardiere. Questo carro non aveva bisogno di presentazione, questa magnifica Pinocchio emerge in tutta la sua pessanza. Ecco il Sgavaudire, compagnia che questa super blasonata. Che dire, omaggio al lavoro dei carristi, perché il titolo completo del carro è Pinocchio e gli infioratori di Ventimiglia, quindi omaggio al lavoro dei carristi, veri protagonisti della battaglia di Fiori, ma anche riferimento a un tema del 1999, il mondo delle favole. Notate l'imponenza di questo Pinocchio.
bene riconoscerete molti esponenti della compagnia. Ecco, Pinocchio sembra sul punto di fare un garage pubblico. Che cos'ha nell'altra mano? La sua guida, il grillo parlante. Io vi Separata sede. di questi carritti che sono poi. la decorazione, l'infioratura, insomma una cosa spettacolare, dal garofano alle essenze vegetali. Non ho più parole per dire quanto è bello questo carro, quanto è accurato. E questo libro poi, tutta la storia di Pinocchio racchiusa, anche magari adesso più un po' difficile, per mostrare al pubblico tutta la loro carrozza. E naturalmente queste acrobazie rappresentano gli 8 sentimenti leonini: la felicità, la rabbia, la tristezza, la gioia, l'eccitazione, la calma, la paura e il dubbio. Le la marionnette avec une main offre une idée à la cour, avec l'autre une dentée magnifique, confidente magnifique. Le livre de Collodi constitue la base du succès. Adesso avanza il capo della compagnia Girasui, presidente Dolores Battisti, progettista Dolores Battisti e maestro Massimo Gilardi, scultore maestro Massimo Gilardi, sponsor Biancheri Creation. Questa compagnia, signori, ha sbancato per il carro di Borga un corso in teoria per 50 battaglie di fiori, musica e fantasia. La compagnia ha voluto rappresentare un carro e dedicarlo a tutti coloro che apprezzano le fiori, che amano la natura, la musica e in definitiva amano la vita. E loro ci dicono che la battaglia di fiori è il frutto del nostro legame, il frutto del lavoro dell'uomo, lo dico, della creatività e dell'ingegno dell'uomo. E allora come si presenta questo carro? Con 4 imponenti figure femminili. Guardate, questa è la figura femminile che rappresenta la battaglia di fiori. Grazie. Hanno potenti che si trasforma prima nella battaglia di fiori, emergono ogni pezzo rappresenta una figura Posso farti una foto? fotografica soffitto, si fa una gigantesca avvolgente pellicola in bianco e nero che si srotola e racconta la battaglia. Bene signori,
lavoro che c'è dietro questo carro. Ecco, noi abbiamo detto a questi giornalisti che sono dalla follia creativa, quando veramente si vuole dare il massimo, si può in modo che il proprio carro rappresenti la bellezza, direi quasi assoluta. E da questa pellicola emergono tre figure, tre personaggi che rappresentano tre periodi della battaglia. Gli esordi, e volutamente il personaggio in primo piano in bianco e nero, all'epoca degli anni 70, quelli di Gresi, John Travolta, e chiude il carro l'attualità. Ecco, il giovane di oggi riconosce benissimo da dei segnali distintivi della modernità. I garzonetti sono bravissimi, sono creativi, sono fantastici, non hanno paura della sfida, vero? E ogni anno ne lanciano di nuove. Ci hanno abituato a dei capolavori e non si smentiscono mai. Viva i garzonetti come viva tutte le compagnie carriste di Ventimiglia. Ma che bello, ecco come il carro cambia. Se davanti era il bianco e nero ed era il passato della manifestazione, ecco nel retrocarro l'invito degli organizzatori, l'invito del Motor Club Ventimiglia coadiuvato da Carlo De Angelis, e ha permesso appunto l'arrivo di pezzi dell'epoca di questa prestigiosa casa motociclistica italiana. Ecco il maestro Coppa con l'Orchestra Filarmonica Città di Ventimiglia. Da Paolina Marina. E anche la musica fa un excursus nel tempo, ci riporta indietro di decenni e poi forse ci ritufferà nell'attualità. Guardate l'accuratezza della rifinitura dell'abito, chiaro, è quello viso che è uno spettacolo. Ieri quando siamo andati a vedere i carri, l'ultima fase dell'inseramento, quando siamo entrati nel viale, io sono rimasta colpita in modo particolare da questo volto che emergeva dal carro, rendeva fantastico poi tutto l'insieme. Le titre du char du prochain char est Aladdin du groupe Ischankarafi. Le char reprend un thème déjà traité dans le passé. Un fluide magique sort de la lampe magique qui se transforme en tapis. Aladdin vole le toit